Buongiorno, benvenuti alla prima edizione dei nostri notiziari. Vediamo subito la prima pagina dell'Arena di Verona, perché c'è stata una sparatoria tra giostrai, vedete a Villafranca, un morto e un ferito. È stata una lite che è finita con questa sparatoria e c'è, come vi dicevo, un morto, c'è un ferito. È successo ieri sera nella zona vicino alle piscine comunali. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i motivi che avrebbero scatenato la lite, finita con alcuni colpi di pistola che hanno ferito 3 persone. Una di queste è morta in ospedale dopo il ricovero. L'altro ferito, il ferito, è in gravi condizioni. La lite sarebbe scoppiata, pare per futili motivi, coinvolgendo una famiglia di giostrai che partecipa all'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo in programma dal 28 al 30 giugno. Il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca, ha manifestato l'intenzione di annullare la fiera in seguito a questo episodio. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Andiamo adesso a Mestre, in diretta da Ilaria Marchiori e da Simone Merlo, perché è tornato sulla cavalcavia della morte il super perito, il Mastino. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come avevamo annunciato un paio di giorni fa in diretta con l'assessore alla mobilità Renato Boraso, oggi è iniziato questo nuovo sopralluogo con il super perito, l'ingegner Placido Migliorino, detto il Mastino, che ora forse riusciamo anche attraverso lo zoom della telecamera, grazie a Simone Merlo, a riprendere proprio lì sopra il cavalcavia. Il cavalcavia in questo momento è di spalle. Che cosa sta succedendo questa mattina? Allora, innanzitutto il Comune aveva chiesto un mese e mezzo fa circa di poter continuare a procedere con i lavori proprio sul cavalcavia e dunque di dissequestrare l'area, e proprio per questo motivo la Procura ha dato il via libera e quindi l'ingegner Migliorino è venuto qui proprio per seguire i lavori. Non solo, i tecnici che stanno rimuovendo il guardrail e il parapetto sfondati dal bus nella strage avvenuta lo scorso 3 ottobre, per poi portarli alla caserma Matter, dove al momento tra l'altro si trova il mezzo, perché ricordiamo che è stato spostato da dove si trovava in origine, ovvero l'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. Un intervento che è seguito passo dopo passo proprio dall'ingegner Migliorino. È proprio lui a dire dove tagliare per non correre il rischio di rovinare o compromettere il materiale di indagine, e contestualmente verranno proprio installati anche nuovi pezzi per sostituire appunto guardrail e parapetto. Noi stiamo vedendo in questo momento, purtroppo questa è l'unica postazione in cui ci è concesso di poter lavorare, di poter restare, perché il cavalcavia è chiuso. Ricordiamo, è chiuso dalle 9:30 di questa mattina e rimarrà così fino al primo pomeriggio, dunque alle 13 e poco più, proprio per permettere l'esecuzione di questi lavori che il Comune aveva già iniziato intorno a settembre, dunque poco prima proprio che avvenisse la strage. Ovviamente disagi per quanto riguarda la circolazione, anche perché questa mattina ci sono stati anche dei micro incidenti e quindi che hanno provocato ancora più disagi e maggiore traffico. 5 le pattuglie della polizia locale per gestire la viabilità, al lavoro appunto dalle 9 di questa mattina, con il traffico che viene intercettato più o meno all'altezza di Fincantieri, e quello pesante invece non potrà ovviamente poi proseguire per Mestre. Dunque da oggi, con questo sopralluogo alla presenza dell'ingegner Migliorino, ma anche della PM e di altri tecnici, abbiamo visto anche il comandante della polizia locale Agostini da distante, l'area della cavalcavia che era stata posta sotto sequestro verrà invece dissequestrata. Vi ricordo che però la perizia dell'ingegner Migliorino, che è tra le più attese, è stata depositata lo scorso 28 febbraio, ma al momento è ancora tutto top secret. Tante le risposte che si stanno aspettando, tra cui anche quella che riguarda la questione dello sterzo del bus. Per ora qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio.
Grazie molto Ilaria Marchiori e Simone Merlo dal cavalcavia della morte, la strage dell'autobus, e purtroppo continuano gli incidenti. Questo è il Gazzettino, l'incidente sull'autostrada A4, un'auto si è schiantata contro un camion, è morta una ragazza di 20 anni e vediamo su questo gravissimo fatto un servizio. Tragedia in autostrada lungo la 4 all'altezza di Arino di Dolo, dove in seguito ad uno scontro tra mezzi ha perso la vita una ragazza di 20 anni. Il fatto la notte scorsa, poco prima delle 22:30 di mercoledì, appunto 19 giugno. Lo schianto mortale tra una Fiat Panda con un mezzo pesante poco prima della deviazione per la 57, a perdere la vita la ventenne che viaggiava a bordo come passeggera della Panda, rimasta, come testimoniano le immagini, letteralmente accartocciata dopo la collisione con il tir. Per la ragazza inutile ogni tentativo di soccorso, con i primi aiuti prestati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio, che ha tentato di rianimarla con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, quindi l'arrivo dei soccorsi del SUEM, ma purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte. Ferito in modo lieve il conducente della Panda, trasferito in ospedale, illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto, con i vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova che hanno messo in sicurezza i mezzi, i coadiuvati soccorsi del SUEM, la Polstrada e personale ausiliario della CAV. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è rimasta bloccata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz'ora dopo la mezzanotte. Servizio di Anna Maria Parisi, ancora incidenti purtroppo, è una strage senza fine, ne abbiamo parlato anche ieri, la tragedia della 27 con la morte dell'operaio eroe travolto da un tir mentre stava aiutando una famiglia rimasta in panne con l'auto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sentiamo Cristian Arboit. Ho sentito la dinamica, l'incidente ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Amico e vicino di casa Denis D'Avanzo, carrozziere a Saletto, non riesce a trattenere le lacrime. Vasile Iosif in paese si era fatto ben volere da tutti, prima di trovare la morte sulla 27, gettando nella disperazione la moglie Laura e i 2 figli minori. Al cancello della villetta, dove viveva da qualche anno e che stava ristrutturando con le sue mani, c'è un fiocco nero. Laura è all'interno, ma sotto shock. A portare conforto l'amico di una vita, Vajorel, padrino del figlio minore, arrivato dalla Romania dopo la tragica notizia. Non ha detto molto, semplicemente ci siamo stretti e abbiamo pianto. Queste sensazioni non le puoi esprimere in un altro modo. È dura perdere qualcuno in questo modo, così rapidamente. Un modo tragico sul quale la Procura di Treviso vuole fare chiarezza. Vasile, 41 anni, stava raggiungendo il luogo di lavoro, un cantiere autostradale, quando, vedendo un'auto in panne e una famiglia in difficoltà, si è fermato per portare aiuto. Una volta sceso dal mezzo ha iniziato a sbandierare per indicare la presenza del veicolo. È qui, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto in direzione Belluno, che un tir lo investe e lo trascina per decine di metri. L'autista alla guida, un 55enne straniero ma residente nelle Marche, è ora indagato per omicidio stradale. Sotto sequestro sono finiti sia il mezzo pesante che il telefonino, perché non si esclude una distrazione. In corso tutti gli esami tossicologici, negativo l'alcol test. Basile dal canto suo si sarebbe mosso per generosità, certo, ma anche forte della sua lunga esperienza proprio nella cantieristica su strada. Da quanto ne so era equipaggiato di tutto punto. Aveva anche l'elmetto, l'hanno trovato poco distante. Poco distante dalla casa di Vasile c'è la ditta dove lavorava, la De Zottis SPA. Siamo nel dolore, dicono i proprietari, ma quella di Saletto è una comunità attonita che parla di un atto di eroismo a partire dal sindaco. Ha scelto di fermarsi e di mettersi a disposizione, quindi per me ha compiuto un gesto eroico. Purtroppo non gli è stato riconosciuto. Era una persona molto calma, tranquilla, pacata, era molto amorevole nei confronti del figlio, della famiglia, ci ha veramente scosso. La cosa che più fa male perché tentando salvarsi una vita e alla fine ha perso la sua.
un eroe. Che Dio la possa rendere più felice in quel mondo di là, credo. It's a hero. Un eroe. Per me è un eroe. For me, it's a hero. Per Saletto è una ferita che si è riaperta perché 10 anni fa 2 operai della De Zottis morirono travolti da un tir sul passante di Mestre. Erano entrambi amici e colleghi di Vasile. È un brutto ricordo perché torniamo a riaffiorare i ricordi di una volta, 10 anni fa. Purtroppo dispiace. Erano bravissime persone, mio genero, tutti sono brave persone, grandi lavoratori. Non si dà pace la signora Serenella, suocera di Francesco Villace, che nel 2014, accanto al collega Mauro Camerotto, venne travolto e ucciso da un tir mentre stava lavorando sul passante di Mestre. Anche loro, come Vasile e Josif, operai della De Zottis SPA. Serenella, con il marito Sandro, vive a poche decine di metri dalla casa del 41enne morto in A27. La tragica fine dell'uomo è sale su una ferita mai rimarginata. 29 luglio, il giorno del compleanno di mia figlia. E cosa devo dire? Ho perso un figlio. Per fortuna ci sono le 2 bambine, ci sono i nipoti, però è una cosa difficile da dimenticare. No, hanno lavorato mi sembra un anno assieme, anche più. No, erano veramente amici e anche andavano d'accordo, perché Vasile che veniva qua mi chiedeva sempre: Francesco, ancora adesso, perché ogni tanto si trovava e si parlava di nuovo di Francesco. I ricordi personali si alternano alle parole dei sindacati. La tragedia in A27 per Antonio Ventura e Alessandra Fontana della Filt CGIL è frutto di un mix di fattori, compresi i cantieri eterni su quel tratto di autostrada che modificano la viabilità e aumentano i rischi per chi è alla guida. Di morte sul lavoro parla la UIL con Roberto Toigo. Di certo, per chi resta sono solo lacrime. Si torna sempre in Rio, no? Purtroppo bisogna sempre avere coraggio in avanti. E le robe che capita per fare. Se lavora è quello, è un lavoro anche quello. È un lavoro che ha un puntino, ha una marcia in più sul rischio del lavoro. Però ragazzi, le robe che capitano nella vita bisogna farle, fa male, perché mio Francesco gli era una, mamma mia, che un genero. Gli era una roba grande. Purtroppo, mi dispiace per la famiglia di Osil. No. Chissà che ha coraggio di andare avanti su moglie, con i 2 figli. Mi restano le bambine, è l'unico ricordo di mio genero, almeno quelle, però resta sempre qui, nel mio cuore. Pochi giorni fa a Treviso, in Viale della Repubblica, la morte di Giulia Mauri, travolta e uccisa da un furgone mentre era in bicicletta. Ieri un altro incidente in Viale Europa, un uomo investito e ucciso. Andiamo in diretta da Cristian Arboid. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Mi trovo appunto in Viale Europa, dove ieri sera alle 7 c'è stato l'ennesimo incidente stradale con esito letale. A perdere la vita un uomo di cui non si sanno ancora le generalità. È un uomo senza identità, con sé non aveva documenti e per tutta la notte, per la prima parte della mattinata, nessuno lo ha reclamato. Quindi è un giallo, è un vero e proprio giallo. I vigili, la polizia locale sta indagando non solo sulla dinamica, che appare molto chiara, ma proprio per risalire alle generalità, all'identità di quest'uomo. L'uomo che stava attraversando ieri sera verso le 7 queste strisce pedonali, quindi l'uomo era correttamente con la propria bicicletta sulle strisce pedonali quando è stato urtato da un'auto, una Fiat tipo di colore scuro nera, condotta da un trevigiano di 71 anni. L'urto è stato violentissimo, l'uomo ha sbattuto la testa, il ciclista ha sbattuto la testa qui lo potete vedere, c'è ancora il segno, c'è ancora del sangue, ha battuto la testa sullo spigolo appunto dello spartitraffico, poi il corpo per 2-3 metri è volato ed è arrivato qui dove adesso vedete l'area è stata ripulita già ieri sera verso le 9. La macchina poi si è fermata circa 20-30
metri di distanza, l'uomo, il guidatore, l'autista, è sceso, ha prestato soccorso, ma per quest'uomo senza identità non c'è stato davvero nulla da fare. È stata una serata particolarmente concitata per la comunità, perché in tanti, anche tante mamme, erano preoccupate che potesse trattarsi del loro figlio, di un giovane. Qui c'è il liceo Da Vinci, ci sono diverse scuole, sono i giorni anche della maturità, e abbiamo intercettato la signora Irene Tonolo, che pochi istanti fa è arrivata qui con questo fiore, un gesto di pietà innanzitutto umana per una persona che lei ovviamente non conosceva. Certo, è un gesto semplice per una persona che ha perso la vita, una vittima della strada, l'ennesima, in una strage continua. Lo sento come una persona, come uno di noi, come un membro della nostra comunità. Credo sia necessario fare una riflessione tutti sulla sicurezza e sul senso di responsabilità che tutti dobbiamo avere. Ecco, intanto si sta indagando, dicevamo, la polizia locale coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quindi l'uomo trevigiano classe 1953, che ieri sera era alla guida, è accusato ora formalmente di omicidio stradale. Sotto sequestro il mezzo, ma anche il telefonino, come accade ormai in tantissimi casi. Ma ieri sera qui c'era una forte esasperazione tra i residenti, che chiedono più sicurezza su un tratto dove si corre, e si corre parecchio. Questa è la loro voce. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là. Là è una brutta rotonda sta qua. Quanti che ne succede? Dopo una donna si è cascata anche lei, l'ha presa con la bicicletta, sempre qua. Si sa da sempre questa situazione, che è una cosa grave, perché qui biciclette, anche io la stessa ho la bicicletta, stamattina uno mi stava venendo addosso, io passo sempre tra l'altro a piedi nelle strisce, non hanno mai messo dei rallentatori, e qui quando ci sono, l'altro giorno che è successo, questa macchina, che secondo me era il cellulare, ha preso in pieno tutto quanto il cartello che hanno sostituito da pochi giorni, e non ha minimamente frenato, l'ha preso in pieno. Se c'era una persona che andava con una carrozzina, una bambina, dei bambini che giocavano, che qui è pieno perché abbiamo scuola e istituto, devono prendere in mano la situazione, perché è una vergogna. Qui è veramente pauroso, perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto e tutto, e non hanno mai messo i rallentatori. Perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta, perché corrono, non rispettano. Infatti, come diceva la signora lì, hanno buttato giù il palo 3 giorni fa, così è insostenibile la cosa qui. Diciamo che io che percorro questa strada tutti i giorni in bicicletta, e vedere gente che non rispetta le precedenze, che non rispetta i stop, gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato. Questo è un concetto, direttore, che poco fa mi ha ripetuto anche un altro ciclista, un altro residente della zona. Un tema molto molto sentito, quello della sicurezza stradale in questa parte di Treviso. La signora Irene ci ha lasciato, aveva un impegno, ma appunto ha portato questo fiore per un uomo che è ancora senza identità, un vero e proprio giallo. Tra l'altro ho parlato con il comandante della polizia locale, Andrea Gallo, che mi ha detto che per tutta la notte, per buona parte della mattinata, hanno lasciato anche un presidio di polizia locale con dei lampeggianti, in modo che qualcuno potesse in qualche modo chiedere delle informazioni, avvicinarsi, dire: ma avete visto quest'uomo? Quindi veramente non si sa, si brancola ancora nel buio. Questa è l'espressione che può essere utilizzata in questo momento. Tutti si stanno chiedendo chi fosse quest'uomo. Questa è la realtà, mentre appunto, ti ripeto, la Procura della Repubblica ha aperto questo fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell'autista che guidava la Fiat tipo nera. Ecco, di fatto l'uomo stava facendo questo tragitto, poi in realtà non voleva svoltare
a sinistra ma a destra, e appunto l'impatto è avvenuto in questa zona. Ora, nel salutarti, direttore, con Nicoletta Rizzetto, ti faccio sentire le parole di Mario Conte che ho incontrato circa un'ora fa. Si dice chiaramente dispiaciuto, rammaricato, addolorato per quanto accaduto, e lancia un grande progetto per la sicurezza stradale. Dice dobbiamo fare di più per quanto riguarda i singoli atteggiamenti, c'è troppa distrazione alla guida, troppe cuffiette, troppi cellulari. Ma sentite Conte e ti restituisco la linea da Viale Europa. Sono molto dispiaciuto per questo incidente che tra l'altro ha visto coinvolto una persona che è anche venuta a mancare, e tra l'altro anche il conducente dell'auto si sta molto male, ovviamente, perché quello che è successo è davvero brutto. Lì stiamo parlando di una pista ciclabile perfettamente a norma, da poco realizzata, in massima sicurezza, quindi le dinamiche sono ancora da valutare. Siamo in corrispondenza di una rotonda, quindi non credo nemmeno che sia un tema di velocità in questo caso, probabilmente distrazione o mancata visibilità, però ripeto, stanno ancora cercando di capire le dinamiche dell'incidente. È evidente però che serve un richiamo a tutti nel momento in cui ci mettiamo in una strada, che sia a piedi, in bicicletta, in motorino, in moto o in automobile. Dobbiamo tutti quanti prestare maggiore attenzione, e quindi è mia intenzione con la polizia locale lanciare una campagna di sensibilizzazione perché ognuno di noi presti molta più attenzione. Dobbiamo mettere via i telefonini, dobbiamo toglierci le cuffiette quando siamo in bicicletta, e soprattutto quando si è in strada, indipendentemente dal mezzo, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo, che è quello di percorrere quella strada, perché noi possiamo fare le strade più sicure del mondo, ma la distrazione è comunque un elemento che rende insicura anche la strada più sicura. E quindi adesso attendiamo di capire quali sono le dinamiche di questo incidente, però è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte, quindi ci si mette in strada con la testa sulla strada, ci si tolgono le cuffiette e non si usa il telefono. Quindi è una campagna attraverso cartelloni, una campagna nelle scuole, nelle università della terza età? Che cosa? Utilizzeremo tutti i mezzi possibili, dai social ai media, agli incontri anche in strada e nelle piazze, in mercati, però è fondamentale che questa campagna arrivi a quanti più cittadini possibili, perché fondamentalmente ognuno di noi nella propria giornata percorre un tratto di strada, che sia lungo o corto, che sia all'interno del comune o fuori comune, però tutti noi per fare la spesa, per andare a lavorare, per andare a scuola, comunque ci mettiamo in strada, e quando lo facciamo dobbiamo farlo nelle condizioni giuste. Quindi l'impegno dell'amministrazione è quello di creare da un punto di vista infrastrutturale le condizioni. Ai cittadini chiedo maggiore attenzione e maggiore sensibilità. Parole importanti del sindaco Conte da sottoscrivere. Vediamo adesso altri lutti purtroppo provocati da delle morti improvvise. Questo vediamo se riusciamo, no, lo vediamo dopo dal Gazzettino. Intanto vediamo l'ultimo saluto. Domani alle 15:30 nella chiesa di Casale a Filippo Simeonato, che era stato trovato senza vita dalla madre, e le cause del suo decesso rimangono avvolte nel mistero. L'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto non ha chiarito la causa del decesso del 18enne Filippo Simeonato. Saranno decisivi i test tossicologici che scioglieranno ogni dubbio su questa morte improvvisa, ma per avere delle risposte bisognerà attendere alcune settimane. Il ragazzo è stato trovato dalla madre il 12 giugno scorso senza vita nella sua camera da letto. Accanto c'erano alcune bottiglie di birra e farmaci che Filippo prendeva abitualmente. Il 18enne, infatti, con qualche problema di fragilità, da tempo era in cura con una terapia. Il sospetto degli inquirenti è quello di un mix di farmaci, alcol e altre sostanze, un'intossicazione che gli avrebbe provocato un arresto cardiaco non lasciandogli scampo. La procura ha subito aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato, un atto dovuto per permettere di avviare le indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Rimane sotto sequestro anche il cellulare di Filippo, che sarà visionato e consentirà ai militari dell'Arma di ricostruire le
le ultime ore e i contatti del giovane. Nel frattempo il pubblico ministero ha dato il nulla osta per il funerale, restituendo la salma alla famiglia. L'ultimo saluto a Filippo verrà celebrato venerdì 21 giugno alle 15:30 nella chiesa di Casale. Rimane lo sconcerto per la morte ancora inspiegabile di Filippo, una comunità sotto shock che si è stretta attorno alla famiglia del 18enne. Sembra invece che sia stato ucciso da un infarto questo giovane giardiniere, Simone Chan, questo è il Gazzettino, che è morto nel sonno a 29 anni. E l'omicidio Caruso, la Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori di Valentina Boscaro, la giovane potrebbe ora andare ai domiciliari. Valentina Boscaro, la 32enne padovana, condannata a 24 anni di reclusione in primo grado per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, accoltellato al torace nel settembre del 2022, potrebbe uscire dal carcere. La Corte d'Assise di Padova, infatti, quando l'ha condannata nell'ottobre del 2023, aveva deciso il trasferimento in carcere dai domiciliari. Ora invece la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati, chiedendo dunque al Tribunale di Venezia di fissare un'udienza per discutere il ricorso. L'obiettivo dei difensori è quello di tornare ai domiciliari con braccialetto elettronico, misura già in vigore nei confronti di Valentina Boscaro per 1 anno e mezzo tra custodia cautelare e processo. Un periodo nel quale sarebbe stato evitato il pericolo di fuga e di reiterazione del reato grazie appunto ai domiciliari e al braccialetto elettronico. Intanto il 24 giugno sarà pronunciata la sentenza del processo d'appello. Servizio di Federico Fusetti, in regia oggi ci sono Italo Morao e Renato Cappoia e vediamo ancora notizie di cronaca nera e qui siamo al solito caso di maltrattamenti, di uomini che non sopportano nemmeno l'idea che la loro donna possa averli abbandonati e quindi in questo caso si è trattata di una vera e propria persecuzione. L'uomo però è stato arrestato dai carabinieri di Schio. Finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Le indagini condotte dai carabinieri di Schio sono iniziate nei mesi scorsi, quando la convivente dell'indagato aveva denunciato di aver subito maltrattamenti sia fisici che psicologici. La donna era stata quindi collocata in una struttura protetta, ma con il passare dei mesi l'uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, seppur sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento, aveva reiterato delle condotte persecutorie, arrivando a diffondere ad alcuni familiari attraverso applicazioni di messaggistica istantanea dei video a contenuto sessualmente esplicito. I carabinieri lo hanno rintracciato e condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Luisa Bertini, torniamo a Treviso perché si festeggia la giornata mondiale della drepanocitosi. Cogliamo l'occasione per parlare del caso di una auto che è stata danneggiata ad una ragazza affetta proprio da questa malattia. Trovare che le persone ti offendono perché hai parcheggiato là senza chiederti il perché, o che addirittura, come è successo a me, di strisciare la mia macchina, che io finisco di lavorare e trovo delle strisce sulla mia macchina perché è parcheggiato su un posto invalido, questo mi ha portato a dire: ci metto la faccia. Questa è la denuncia di Agat, una ragazza che soffre di drepanocitosi, malattia della quale si celebra la giornata mondiale. Nata in Congo, residente a Paese dal 2001, le è stata rigata la macchina correttamente parcheggiata nello stallo riservato ai disabili, nonostante il contrassegno esposto che dimostrasse l'invalidità. L'assenza di sintomi visibili legati alla malattia e forse anche il colore della pelle della ragazza potrebbero aver spinto l'autore del gesto a compiere il vandalismo. Quelle persone che hanno le patologie invalidante invisibile parcheggiano, hanno tutti il diritto di avere contrassegno di invalidità con le percentuali varie e quindi parcheggiano sui posti invalidi. Agat soffre di una malattia definita da lei stessa invisibile. La drepanocitosi è una forma di anemia genetica che per un difetto dei globuli rossi non permette all'ossigeno di circolare nel corpo, intasandolo e provocando forti dolori. Patologia non curabile per la quale si può solamente attenuare la grande sofferenza attraverso donazioni di sangue e una cura quotidiana di forti antidolorifici. Non a caso Agat ha da sempre un forte legame con l'Avis.
Anziché giudicare direttamente una persona o strisciare la macchina o portare odio, stiamo più attenti, forse essere più predisposti ad aiutare che ad insultare. Ovviamente poi c'è il problema degli automobilisti sani che parcheggiano senza nessuna remora sui posti riservati ai disabili. Andiamo a Venezia, 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un autista della CTV avvenuto a Noale all'alba del 26 maggio. I carabinieri di Scorzè li hanno individuati grazie a testimonianze e a riprese video. All'alba del 26 maggio avevano picchiato il conducente di un autobus a CTV della linea Noale Venezia in una maniera talmente violenta che lui aveva persino temuto di morire. Era stata un'aggressione brutale nella quale il malcapitato autista aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni e una grandissima paura. I carabinieri di Scorzè hanno denunciato 5 giovani, tra cui un minorenne, ritenuti i presunti responsabili del pestaggio, grazie alle testimonianze raccolte da chi era presente e da un'attenta analisi delle riprese video realizzate da alcuni passeggeri. Il quintetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica Lagunare presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, in quanto gravemente indiziato di lesioni personali, danneggiamento aggravato, violenza pubblica ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo una serata in discoteca e verosimilmente in preda ai fumi dell'alcol, erano saliti a bordo dell'autobus ed avevano iniziato ad infastidire l'autista, scagliandosi poi contro la paratia divisoria in plexiglass della sua postazione, insultando, minacciando e aggredendolo fisicamente. Poi, dopo aver danneggiato ed aperto le porte del veicolo, costringendo l'autista a fermare l'autobus, i giovani erano riusciti a guadagnarsi la fuga. Poco dopo l'aggressione, la vittima aveva raccontato quella terribile esperienza ai nostri microfoni. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. E poi ci vuole un bel coraggio a picchiare un uomo di quella stazza, ma certamente siccome erano in tanti, no? Come al solito i vigliacchi non agiscono da soli ma sempre col loro branco. L'ex supermercato di Via Piave a Mestre, utilizzato come centro culturale dalla comunità bengalese, dovrà essere destinato ad altro, come vi abbiamo detto ieri, lo ha deciso il TAR. Il TAR ha dato ragione al Comune di Venezia che aveva ordinato la cessazione delle attività di culto all'interno di un locale a destinazione commerciale, un ex supermercato, in Via Piave a Mestre. Non potrà dunque essere trasformato in un centro culturale moschea. Cercheremo di incontrarci con il Comune e di spiegare la nostra difficoltà che esiste da tanto tempo, cioè quello di un luogo di culto a norma, perché quelli che ci sono in giro per la città purtroppo sono fatti nei posti, nei magazzini, nei posti non idonei, no? E quindi il Comune ha dimostrato comunque una collaborazione. Io ho provato un po' di volte a comunicare, a cercare di avere un rapporto comunque e se devo essere sincero ho trovato comunque le porte aperte. La comunità bengalese a Mestre è molto numerosa e necessita di un luogo di culto che, spiega Aulader, potrebbe anche riqualificare zone degradate, come ad esempio Via Giustizia, per cui era stata fatta una proposta. C'è necessità di un luogo di culto, però qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di comunque di riprendere alcune zone che sono degradate, che sono abbandonate da 20, 30, 40 anni e di riqualificare quelle zone facendo un posto, diciamo, dignitoso che vada bene sia per la comunità italiana che sia per la comunità bengalese. Intanto stamane, a pochi passi da Via Piave, un uomo di origine africana che in passato aveva già creato problemi all'interno dell'ex supermercato ha aggredito un 39enne bengalese. Sul posto, oltre a Prince Aulader e alcuni membri della comunità, anche la polizia che ha raccolto le testimonianze. Allora andiamo a Trieste per quanto riguarda l'immigrazione, perché ci saranno delle ordinanze di sgombero anche per i magazzini del Porto Vecchio, se ancora occupati. Lo ha detto a Sveglia Trieste l'assessore comunale Everest Bertoli, contemporaneamente alla visita nel silos della troupe di Tele4, la nostra Tele4 con Gianluca Paladin.
In realtà la situazione è molto tranquilla in questo momento, perché fuori ci sono anche comparsi degli avvisi, credo, per informare le stesse persone qua dentro dello sgombero imminente. Comunque sia, la situazione, lo vedete, è delineata come sempre, tende da un lato e dall'altro in fila dove dormono le persone che però adesso fra poco dovranno andare via. Chissà se succederà domani mattina all'alba o venerdì mattina all'alba o magari nelle ore successive. Vedo altri topi, tra l'altro, che stanno sgattaiolando da un lato all'altro della fatiscente struttura. L'operazione di chiusura del silos è ormai questione di ore. Siamo entrati forse per l'ultima volta nella fatiscente struttura, con ancora i migranti che dormono all'interno delle tende, e già molti di coloro che vivevano nel silos si sono spostati nei magazzini di proprietà del comune in Porto Vecchio. Ma in merito a questo si è espresso questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore al bilancio Everest Bertoli. Del silos, appunto, è l'esempio plastico di quello che non vogliamo che succeda in Porto Vecchio. Per questo abbiamo scelto il partenariato pubblico-privato, perché non possiamo immaginare che un immobile si venda e poi venga venduto e poi rimanga per 20 anni in pieno degrado, perché poi il degrado attira queste cose. Sappiamo benissimo, e lo anticipo già, insomma, che così se qualcuno vuole polemizzare, che i magazzini del Porto Vecchio, non appena verrà approvato il progetto definitivo, dovranno essere sgomberati immediatamente e cominciare l'opera di rigenerazione urbana. Non possiamo assolutamente pensare che diventino appunto il silos 2, 3, 4 e 5, dovranno essere consegnati sgombri, e quindi assolutamente ci saranno delle ordinanze che provvedimento. Tra l'altro in Porto Vecchio ci sono anche dei lavori in corso. Dove in questi momenti? Cioè, dove si sta lavorando in Porto Vecchio? In questo momento si sta lavorando nella fila nel viale tra la prima e la seconda fila di magazzini, insomma, il cosiddetto viale monumentale, che dovrà essere consegnato. I lavori dovranno essere consegnati e terminati entro il 2026, perché sono fondi PNRR. Quei lavori non solo non possono essere bloccati dalla presenza appunto di clandestini, ma soprattutto ovviamente, ma questo lo dico per chiunque, che fosse chiunque sia, non si può accedere a un'area di cantiere, perché appunto costituisce pericolo per chi accede in modo non autorizzato in un'area di cantiere. E nella nostra Tele 4 c'è un dibattito che dura da molti anni, e ne parlano i nostri telegiornali, ma anche nei talk la sera. Tra le tante proposte c'è anche quella di aprire il centro di accoglienza di via Flavio Gioia, sempre di Trieste si tratta. Sentiamo. Colpisce a Trieste questa incapacità di gestire, diciamo, ciò che è semplice, di gestire una situazione che non si modificherà. Lì Trieste è terminale della rotta balcanica, indipendentemente lo è e lo rimarrà, e quindi dobbiamo avere un piano per l'accoglienza dei richiedenti asilo, e speriamo che comunque per la prima accoglienza, perché poi l'accoglienza diffusa, come sappiamo, funziona perfettamente, anzi è il fiore all'occhiello della città, ma la prima accoglienza invece è una vera catastrofe. Vediamo se funzionerà. Una cosa certa che sappiamo già non funzionare, perché non c'è nessuna intenzione di aprire un dibattito a Trieste su questo, e qua di nuovo scontiamo una grandissima chiusura mentale, devo dire una grandissima ottusità, e che non si aprirà alcuna struttura per coloro che sono in transito. Coloro che sono in transito sono il 70% delle persone che arrivano a Trieste. È stato individuato pure un posto assolutamente fattibile, come sappiamo, che è l'ex mercato coperto di Via Gioia, ma io non ne faccio una questione di posto, può anche essere un altro, ma questo tema è accantonato. Quindi al momento vedremo se la questione richiedenti asilo verrà risolta, ovvero la legge verrà rispettata dopo essere stata disattesa da 2 anni. E già sappiamo che invece l'altra parte invece al momento ci si rifiuta pure di affrontarla. Insomma, il quadro pur vedendo questo piccolo miglioramento tutto da capire, il quadro rimane un quadro di straordinario grigiore, devo dire. E questo era Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano Solidarietà a Trieste. L'autonomia è legge, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. È stata una giornata storica. Dopo 2431 giorni, come vedete, il counter è sparito, perché si è arrivati all'obiettivo di trasformare in legge il DDL Calderoli. Grande festa di tutti coloro che hanno
auspicato da anni l'autonomia. Domani ci sarà una manifestazione a Montecchio Maggiore con Salvini, il presidente Zaia, Alberto Stefani e la Lega. Vediamo adesso, andiamo però sul ponte di Bassano perché ci sono i sindaci oggi a Bassano. Sentiamo Alex Giuliano proprio che di autonomia hanno parlato. A te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, si è parlato di autonomia oggi qui sul ponte di Bassano. Sono qui insieme a Renzo Rigon e alcuni dei sindaci del Bassanese presenti oggi qui per appunto festeggiare quella che è una pagina di storia che loro stessi hanno definito una pagina di storia dei Veneti. Quindi prima ancora dei personalismi, prima ancora del partito c'è la gente. Noi siamo qui in compagnia della sindaca di Rosà, Elena Mezzalira, il vice sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, militante di grande esperienza, insomma, Lega, e l'onorevole, nonché sindaco di Cartigliano, Germano Racchella. Io partirei per cavalleria da Elena Mezzalira perché, insomma, una giornata storica quella di ieri, l'autonomia è legge. Partiamo però da una considerazione: per un amministratore del territorio quanto importante è vedere realizzato questo progetto in tempi anche brevi? Sì, un risultato storico, ma soprattutto un risultato che è espressione della volontà dei cittadini. Quindi per questo è legato alla nostra identità in maniera particolare, all'identità veneta, e l'autonomia che aspettavamo finalmente comincia a concretizzarsi. E questo è importante anche per noi amministratori, perché sappiamo quanto importante sia poter gestire le risorse all'interno del nostro territorio e poter dare risposte concrete ai cittadini. Ecco, non è mancato un po' di polemica perché, insomma, chi dice che questa autonomia divide sicuramente non trova d'accordo, ad esempio, Germano Racchella. No, anzi, innanzitutto dopo quasi 40 anni che sono in Lega, e sono entrato in Lega proprio per questi motivi, perché io sono un federalista, credo nell'autonomia. La giornata di ieri era veramente una giornata storica. Per di più, un mese fa, anche Piazza Concordia del comune dove amministro, finalmente c'è la colonna con il leone marciano, dunque per me il 2024 è un anno da incorniciare. No, penso che l'autonomia, riguardo alla domanda che mi ha posto, unisce più che divide, perché tutt'oggi vediamo le differenze che ci sono, ad esempio, tra la sanità o altre problematiche tra il sud, il centro e il nord Italia. Dunque si deve cambiare qualcosa. Partiamo dall'autonomia, come abbiamo sempre detto, verifichiamo regione per regione le problematiche che ha e i comuni magari più ambienti riusciranno ad aiutare anche i comuni in difficoltà. Dunque sempre e poi sempre dobbiamo credere nell'autonomia in un paese federale, perché sono convinto che tutti noi amministratori, cittadini, veneti, italiani ne avremo grossi privilegi. Ecco, lei che per anni è stato in Parlamento, a Roma come viene vista l'autonomia? Beh, guardi, penso che ieri avevo un po' di invidia per i miei colleghi che erano là a festeggiare questo momento storico, perché sono quei risultati che penso da deputato siano un qualcosa di straordinario. Non dobbiamo dimenticare anche chi ci ha guidato in questo percorso, partendo da Umberto Bossi a Luca Zaia, nostro grandissimo governatore. Non dimentichiamo il referendum sull'autonomia, che quello non è stato un referendum politico di destra, centro o sinistra, ma è stato il referendum dei veneti e ha avuto un risultato molto importante. E poi non possiamo anche non ringraziare Matteo Salvini, il nostro segretario federale, che ha portato a termine questa battaglia. Allora io intanto ringrazierei Elena Mezzalira e Germano Racchella, mi sposterei con Paolo Bordignon, perché ieri proprio nell'editoriale il nostro direttore Luigi Bacciali ha detto una battaglia di pochi coraggiosi, ma questa autonomia è una vittoria per tutti, è così? È proprio così. Io ho seguito l'intervento che ha fatto il capogruppo della Lega alla Camera, credo che è esemplare, e si è notato nell'intervento che ha fatto che soprattutto le spinte più forti di autonomia sono state chieste da amministratori di sinistra, per cui l'autonomia è di tutti, l'autonomia è del territorio e soprattutto è giustizia. Chi più lavora
più merita, più avrà, e questo è il concetto di autonomia. Dopo le altre cose ci sono i livelli esistenziali che naturalmente vanno a equiparare un livello di normalità per tutti, però è giusto chi lavora più si impegna, è giusto che più abbia. Ecco, in chiusura un'unica cosa da precisare ulteriormente, perché ieri chiaramente abbiamo raccolto il parere di tantissimi cittadini da Bassano a Treviso, da Padova a Vicenza. La soddisfazione è grande, però chiedono, mi raccomando, a questo punto però tempi brevi per vedere le cose realizzate. Questo è un altro problema. Adesso devono creare quella base di LEP, naturalmente c'è tutto un lavoro da fare assieme a tutte le regioni, ma credo, toccando con mano almeno le prime materie, anche le regioni del sud sono convinto che correranno per avere più autonomia, avere più territorio, più contributi da poterli utilizzare in maniera loro puntuale e precisa. Questo che non avviene adesso, perché stanno aspettando dei contributi a pioggia che non portano da nessuna parte. Ringraziamo Paolo Bordignon, direttore da Bassano del Grappa, dal ponte vecchio di Bassano del Grappa. È tutto, se non ci sono domande ti restituiamo la linea. Grazie molte ad Alex Giuliano, Alessandro Costacurta mi pare che fosse con te. Intanto le opposizioni hanno già iniziato a raccogliere le firme per un referendum abrogativo, per cui sarà ancora battaglia tra centrodestra e centrosinistra, ma sentiamo cosa ha detto questa mattina al Gazzettino il leone di sceriffo, il leone di Treviso, lo sceriffo Gentilini. L'autonomia, sì, l'autonomia, io dal punto di vista così di questa idea va bene, però io sono dell'avviso che bisogna vedere come sarà applicata, perché ricordatevi che l'Italia non è gestita da uno solo, ci sono tante regioni e quindi ci potranno essere combattimenti e battaglie politiche a tutti i livelli. Comunque è un passo avanti, vedremo se resta il passo avanti e si ferma. E questo era Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco di Treviso. Diceva Alex Giuliano che abbiamo sentito i cittadini. Sentiamo cosa hanno detto ieri proprio i bassanesi. Esatto. Finalmente. Era ora, insomma, dai. Io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando, dicevo, qua ormai non ci siamo. Finalmente il governo è riuscito. Sono felice. Sta bene, e va bene che gli altri, è inutile che dicano, impareranno eventualmente a risparmiare, chi spende troppo e via così, dai, ci fermiamo qua. Potrebbe quindi nettamente migliorare la situazione in Italia con l'autonomia, secondo lei? Per me sì, perché lo so, la regione che è virtuosa come sappiamo, poi ne guadagnerà. Quella che è meno virtuosa imparerà a diventarlo, cioè non voglio criticare per carità, ma dai, è un bene per conto mio. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Se fatta bene sì. Penso, mi auguro che venga approvata. Su quale tematiche secondo lei è importante l'autonomia delle regioni? Diciamo che sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro, però penso che i centri di eccellenza ci saranno sempre in varie regioni, non è che un centro sia possibile in ogni regione. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe, può avere un senso se poi questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome, anche se ce ne sono già 5, ma non lo so. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto basta guardare il Trentino e noi della differenza, è tutto meglio. Sia l'autonomia quindi? Per me sì. Io sono d'accordissimo, da buona veneta sono d'accordo. Per me che ogni regione sia autosufficiente e si
regoli come vuole è la cosa più giusta da fare. Non è possibile fare una cosa del genere in Italia, sono divisive queste cose, non ne abbiamo bisogno assolutamente. Peggiorerà la situazione in Italia? Sì, penso di sì. Sicuramente. Sicuramente. Non si può dividere l'Italia in due, l'Italia è una. Sì. Anche queste cose che fanno, non le Fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Non saranno in grado di farlo. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull'autonomia differenziata delle regioni. Se usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta, perché siamo in politica e la cosa non è così scontata, no? Ma comunque potrebbe essere... Nasconde qualche rischio quindi secondo lei l'autonomia? Sì, perché i politici... Non voglio parlare male, no, ma lo sanno tutti che fanno quello che pare, allora è complicato. Pareri pro e contro l'autonomia raccolti da Monica Schmiderle. Ieri sera in diretta a Focus l'intervento del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, collegato telefonicamente da Roma. Sentiamo cosa ha detto. Buonasera. Buonasera a tutti. Presidente, allora è inutile farle domande specifiche. Oggi è un gran giorno, sono 2432 giorni dal referendum, quindi dopo quasi 7 anni l'autonomia è legge, però c'è uno scontro violentissimo con l'opposizione che minaccia adesso di raccogliere firme per un referendum abrogativo. Che cosa pensa che potrebbe o non potrebbe accadere nei prossimi giorni? Ma nei prossimi giorni accadrà, immagino, che il Presidente della Repubblica promulgherà la legge, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, questo deve avvenire entro 30 giorni, e dopodiché sarà legge a tutti gli effetti e chi vorrà scriverà alla Presidente del Consiglio per aprire il tavolo delle trattative. Si potrà trattare subito su 9 materie che non hanno i LEP, le altre 14 arriveranno, diciamo, come partita nella trattativa più avanti, ma non tanto più avanti perché i LEP dovevano essere calcolati entro 24 mesi, quindi siamo già anche lì in dirittura d'arrivo, quindi questa è la storia, è una storia della Costituzione, non c'è nulla di sovversivo. Adesso sa, con tutto il rispetto, lei sa che io ho sempre rispetto per chi non la pensa come me. Certo. Allora, il PD che si agita tanto, il PD è lo stesso PD che nel 2001 ha fatto la modifica del titolo quinto, che è esattamente quella modifica della Costituzione che ci permette oggi di avere questa legge. Lo stesso PD ha impugnato il nostro referendum, voi lo sapete, anzi voi siete stati i fautori e sostenitori del referendum per l'autonomia, ha impugnato la nostra legge referendaria perché l'autonomia nasce in Veneto, del giugno 2014, e noi siamo andati al referendum non perché per gentile concessione, ma perché la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi con una sentenza. Il PD dal 2011 al 2022 ha governato per 10 anni in questo paese, 10 anni, non uno, poteva fare tutte le autonomie che voleva, quindi non capisco di cosa stiamo discutendo. Dopo mi lascia anche dire, evito di fare commenti su Conte. Conte ha visto la fine del suo primo governo proprio perché non portava l'autonomia, quindi penso che ci sia una linea chiara anche rispetto alla loro posizione, cioè fecero un governo con la Lega con l'impegno dell'autonomia, procrastinavano sempre l'autonomia, prova ne sia che poi alla fine sono andati a casa. Detto questo, e questa coerenza da parte nostra, detto questo, guardi, io trovo assurdo che la premessa sia è un paese a 2 velocità, ci sono disuguaglianze, e poi ti senti dire l'autonomia spacca l'Italia. No, tu dovresti dire è un paese a 2 velocità, ci sono un sacco di disuguaglianze, è scandaloso che ci siano cittadini di alcune regioni che sono costretti ad andare a curarsi fuori regione e si fanno la valigia, è scandaloso che ci siano alcune città che in alcune parti delle città non arriva neanche l'acqua potabile, è scandaloso che ci siano città e territori con i rifiuti perennemente in strada. Tutto ciò premesso, dici dobbiamo fare la guerra al centralismo, perché questo è prodotto del centralismo, non dell'autonomia. Quindi io dico, la soluzione qual è? Visto considerato che ci abbiamo provato in questo paese dal 1 gennaio del 1948 e non vado neanche indietro, parto dal giorno dell'approvazione della Costituzione ad oggi, dal 1 gennaio del 48 ad oggi abbiamo provato a fare in modo che non ci sia un paese a 2 velocità, non ci siano disuguaglianze. Qual è la soluzione? Però guardi, sa cosa le dico io? Che l'autonomia
o la fai per scelta o la fai per necessità. O la fai per scelta o la fai per necessità, ha detto ieri sera il Presidente Zaia in diretta a Focus. Adesso apriamo una finestra ancora sulla cronaca perché c'è stata una grossa operazione della Guardia di Finanza a Padova con 11 misure di custodia cautelare e si tratta di truffe e riciclaggio. Sentiamo però, ci dice tutto Federico Fusetti. A te Federico. Grazie direttore, buongiorno. Siamo usciti da poco io e Federico Cibotto dal comando provinciale della Guardia di Finanza, siamo in centro a Padova, un'operazione complicata, infatti cerco di essere chiaro e semplice, poi mi riservo di esserlo anche nei nostri servizi, nei notiziari di questa sera, perché è davvero un'operazione molto importante, come hai detto tu, ma anche molto complicata. Parliamo di finanziamenti, di banche, di diritto bancario internazionale. La sostanza è che c'è stato un gruppo di persone, quindi un'associazione a delinquere, i reati sono truffa, riciclaggio e quindi anche reati pesanti. Cosa facevano? Individuavano delle vittime, imprenditori, ai quali dicevano: ti posso far arrivare dei finanziamenti molto importanti per i tuoi progetti aziendali, anche 200 milioni di euro, ci pensiamo noi. Ed erano tutti loro specializzati, ognuno in una, diciamo, parte di questa grande truffa, e gli imprenditori ci cascavano, perché basti pensare che un po' la mente di questa organizzazione è un avvocato padovano che ora è in carcere, quindi era molto abile anche, diciamo, a presentare questi progetti. Si facevano dare dalle vittime dei soldi per partire con tutto questo meccanismo, anche 2-3 milioni da ogni vittima. Poi le garanzie non arrivavano, i finanziamenti non arrivavano, venivano bocciati. Parliamo di finanziamenti internazionali. L'imprenditore diceva: vabbè, visto che i soldi non arrivano, ridammi quello che ti ho anticipato. E lì questi indagati cosa facevano? Dicevano: no, i soldi non si possono più toccare, è successo qualcosa, ci hanno bloccato il finanziamento, e lì i soldi non saltavano più fuori. La Guardia di Finanza ha indagato su questo, le vittime sono da tutto il mondo, dal Canada, dal Messico, dagli Stati Uniti, che venivano in un certo senso a Padova per incontrarsi con questi indagati, e il più delle volte, tra virgolette, ci cascavano, come ci sono cascate anche 2 società di calcio di Serie B un paio d'anni fa. Sapete che bisogna presentare una fideiussione per iscriversi al campionato, e loro intendo dire questi truffatori, sono riusciti a truffare anche queste società di calcio. Ecco, un po' questo il riassunto, ve lo spiegheremo meglio con le parole del procuratore generale di Padova che abbiamo intervistato. Per il momento direi, insomma, che questo è un po' il riassunto di quello che è accaduto. Come hai detto, 11 indagati, ci sono 3 persone in carcere, 4 agli arresti domiciliari, e gli altri hanno delle misure come il divieto di dimora o la firma in questura. Spero di essere stato un po' chiaro, almeno un minimo, direttore. A te la linea. Federico Fusetti e Federico Cibotto da Padova su questa operazione delle Fiamme Gialle. Adesso andiamo in pubblicità 2 minuti, poi riprenderemo con l'autonomia differenziata che è diventata legge ieri, perché risentiremo cosa ha detto ieri sera a Focus a Flavio Tosi di Forza Italia, poi sentiremo il professor Bertolissi. State con noi. Prima di riprendere con l'autonomia, torniamo in diretta a Treviso, al centro Appiani, davanti alla questura, perché un tifoso trevigiano è tra coloro che sono stati denunciati per gli incidenti di Dortmund. In Germania la linea di nuovo a Christian Arboit. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Mi trovo all'esterno della questura di Treviso, dove da poco si è conclusa una veloce conferenza stampa da parte dei vertici della questura. C'è un fatto abbastanza eclatante e clamoroso, forse è la prima volta che si registra non solo nella Marca trevigiana ma in Veneto, perché nei confronti del 25enne che stava partecipando agli scontri di Dortmund, a questo 25enne trevigiano
Trevigiano è stato applicato un DASPO europeo. Il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, quindi ha emesso un DASPO europeo. Cosa significa? Significa che questo giovane non potrà partecipare per 2 anni a nessun evento sportivo in tutto il vecchio continente, non solo quindi nella Marca Trevigiana, non solo a Treviso, ma in tutta Europa. È una delle ultime novità normative introdotte appunto recentemente ed è stata applicata. Il 25enne trevigiano stava partecipando a questi scontri che non si sono innescati per poco grazie a un'operazione interforze tra polizia tedesca e polizia italiana, in particolare la Digos italiana, che si è subito interfacciata con la Digos della Marca Trevigiana. Questo 25enne è stato fermato e trovato in possesso di un coltello. Era anche travisato, così come erano travisati anche gli altri 66 tifosi che si trovavano con lui a Dortmund, quindi non potrà partecipare con tutta ovvietà alle partite degli europei, ma non solo alle partite in corso. Appunto, la misura è valida per 2 anni su tutto il suolo europeo. Questo l'aggiornamento che facciamo dalla Questura di Treviso. Nel corso della giornata con ogni probabilità emergeranno anche altri dettagli. È il primo DASPO che viene applicato anche ai tifosi, quindi questo significa che le indagini da parte della Digos trevigiana con la polizia tedesca sono state particolarmente celeri. Molto soddisfatta la questora De Bernardin. Per il momento da Piazza delle Istituzioni a Treviso è tutto. Con Nicoletta Rezzetto ti restituisco nuovamente la linea. A volte torniamo, come dicevamo prima, all'autonomia differenziata. Ieri il sì definitivo della Camera dei Deputati è stata una giornata storica per i promotori di questa importante riforma. Vediamo i momenti salienti, le reazioni dopo il voto. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99. La Camera approva. Tutti d'accordo nel definirla una giornata storica. Il doppio sì alla Camera e al Senato fa diventare legge l'autonomia differenziata. Dopo una seduta a fiume, 172 voti a favore, 99 contrari, passa il DDL Calderoli. Una riforma realizzata dal governo Meloni, ma che ha indiscutibilmente un unico padre, la Lega. Grazie al grande lavoro del ministro Calderoli, grazie a Luca Zaia, al vice premier Matteo Salvini che l'ha posta al centro dell'agenda politica del nostro governo. Li ringrazia uno a uno Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, relatore dell'autonomia. Zaia da Roma convoca una conferenza stampa poche ore dopo la notizia. La lotta alle diseguaglianze, questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega, quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. La Lega esulta ricordando gli esordi del referendum. I veneti avevano votato con la maggioranza assoluta un plebiscito il referendum nel 2017. Gli alleati orgogliosi meloniani non mancano di sottolineare il loro ruolo nella partita. Solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Forza Italia intanto manda un messaggio di unità. Questo provvedimento che finalmente comincia a dare un po' di autonomia a tutte le regioni d'Italia. Così il passionario in casa Lega, l'assessore regionale Roberto Mercato. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e farle arrivare anche quelle. Dobbiamo continuare sulla strada della responsabilità amministrativa, predica il presidente di ANCI Veneto in quota Lega Mario Conte. Non c'è un comune in Veneto che sia in dissesto o in predissesto finanziario, significa che la cultura del buon governo e la sensibilità nei confronti dei nostri cittadini fa parte del nostro DNA. Ecco, questo significa autonomia. Coloro che la temono sono coloro che sono abituati a chiedere esclusivamente aiuto a Roma. In aula tutta la notte la maratona notturna contro cui l'opposizione punta il dito. Durissimo questa mattina il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella. Si è consumato sulla pelle dei cittadini il vergognoso baratto fra autonomia differenziata e premierato. A Fratelli d'Italia il premierato, una riforma che scardina la nostra Costituzione, alla Lega l'autonomia differenziata.
provvedimento che cristallizza le diseguaglianze del nostro Paese. Ora toccherà alla Regione portare avanti le intese riavviando le trattative con Roma. Pronto il Veneto a chiedere il via libera per quelle materie 9 non soggette ai livelli essenziali di prestazione. Tutto questo dopo la promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato. Servizio di Anna De Roberto, dopodiché il governo avrà 24 mesi per definire i LEP, i livelli essenziali di prestazione. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus un altro ospite in collegamento, Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in Veneto. In Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, come fu per il Veneto nel 2010 quando ci fu la candidatura di Luca Zaia a governatore, le candidature dei governatori le decidono i leader nazionali dei partiti, da una parte e anche dall'altra, perché appunto non è il tavolo Veneto o il tavolo di Padova, di Treviso, di Verona che decide il candidato governatore, è un tavolo nazionale dove i leader si confrontano e trovano un equilibrio complessivo. Adesso si andrà al voto in 9 regioni, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Campania, Veneto, Umbria e altre regioni insomma minori, e quindi saranno Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni a parlarsi e su quelle regioni trovare un equilibrio che appunto ovviamente sarà portato avanti a livello territoriale, perché se si vuole provare a vincere in tutte le 9 regioni è evidente che bisogna essere alleati, uniti e compatti in tutte e 9, perché se uno in una delle 9 dice beh ma io vado per conto mio, allora a quel punto si sente legittimato chiunque della coalizione a fare la stessa cosa e quindi consegni le regioni al centro-sinistra. E quindi la decisione che vale per il Veneto non sarà presa in base al fatto solo ai numeri del Veneto, perché allora non ci sarebbe storia. Fratelli d'Italia ha preso il 37% alle ultime elezioni europee, a queste, e quindi è chiaro che il candidato governatore verrebbe automaticamente a loro. Ma siccome si vota in 9 regioni. Allora, questo era Flavio Tosi ieri sera sulle prospettive delle elezioni regionali non soltanto in Veneto. C'è un uomo, un costituzionalista che ha lavorato dietro le quinte ma ha dato un contributo fondamentale a questo epilogo, cioè all'autonomia differenziata che è diventata legge, cioè il professor Mario Bertolissi. Lo ha intervistato Chiara Gaiani. Una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. È uno dei 60 membri della commissione cassese Mario Bertolissi, costituzionalista friulano con studio padovano, tra i padri di questa legge. Bene l'approvazione, anche se di giornata storica preferisce che siano i posteri a parlare. A chi anche in queste ore ha sventolato la Costituzione in aula ribadisce puntuale: l'autonomia non crea alcun rischio. Non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione. Ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo,
avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1.000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare a aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato mettere a posto la sua? Io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, e cioè dal 1972. Lo sgomento di un grande costituzionalista rispetto a parti politiche che non vogliono l'autonomia e che quindi sono contrarie alla Costituzione, perché l'autonomia nel titolo quinto, l'articolo 116, 117, proprio l'autonomia la Costituzione prevede. Sentiamo Erika Stefani che ha passato dei brutti momenti quando era al governo come ministro dell'autonomia e ha continuato, veniva addirittura sbeffeggiata durante le riunioni del CDM. Il regionalismo differenziato, ora che è legge, è una grandissima vittoria per la democrazia, per i territori, è una grandissima vittoria per i veneti. È un percorso molto lungo, molto difficile, che ha visto molti opporsi. Io mi devo anche togliere un sassolino dalla scarpa. Nel governo Conte 1, come ministro degli affari regionali, ho portato avanti il dossier tutta la partita. Ci siamo trovati con un'opposizione interna veramente, a questo punto direi all'ultimo sangue, tant'è che è stata una delle ragioni che ha portato anche alla caduta del governo. Ma posso solo dire a coloro che al tempo erano alleati, che oggi invece sono dei grandissimi oppositori, dico che l'autonomia è un meccanismo, è un'opportunità. Una volta che si sono rotti gli argini non puoi più fermarla. Il percorso è partito, era partito già allora e non si poteva fermare, tant'è che oggi siamo arrivati all'approvazione di questa legge. Adesso abbiamo un bel lavoro da fare per arrivare veramente a individuare le singole competenze, è un lavoro che faremo veramente però con entusiasmo e con grande voglia di ottenere l'obiettivo. E vediamo sul Corriere delle Alpi un titolo che riguarda l'autonomia con Calderoli, lo vediamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi, Roberto Calderoli, vi spiego dove troveremo i soldi per il neofederalismo. Il padre della legge voluta dalla Lega, chi parla di Spacca Italia dice una solenne fesseria, puntualizza Calderoli, e quei 94 miliardi l'anno verranno messi in un vaso trasparente da cui si potrà vedere chi versa, chi spende e come. C'è stata a Ring su Antenna 3 una proposta shock del leghista Giuseppe Paolin contro l'astensionismo, pubblicare l'elenco dei nomi di chi vota e di conseguenza identificare chi non vota. Io sto pensando a una proposta per pubblicare l'elenco dei votanti. Ogni comune pubblica chi ha votato e chi non ha votato. Rendere pubblica la lista dei cittadini che sono andati a votare, facendo per esclusione nomi e cognomi di chi invece diserta le urne. La proposta anti-astensionismo la lancia in diretta a Ring il leghista Giuseppe Paolin. I politici sono sottoposti al certificato penale e tutta una serie di incombenze per evitare che siano dei ladri. Al cittadino io chiederei solo di sapere se ha votato o no. Ma perché dove lo pubblicherebbe? Ma nei siti comunali. Immediata la reazione degli altri ospiti, contrario il Dem Zanoni. Non è una legge che rende obbligatorio pubblicare chi va a votare e chi non va a votare, che risolviamo il problema dell'astensionismo. Si risolve il problema dell'astensionismo cercando di essere coerenti e dando fiducia a questi cittadini che non vanno più a votare, facendo tutto il nostro dovere e cercando di risolvere i problemi dei cittadini. Sì, ma Zanoni, perdonami se ti interrompo, se demonizziamo la politica
la politica, cioè i cittadini continueranno a dire che sono tutti uguali, cioè bisogna anche arrivare a parlare con i cittadini. Responsabilizzare i cittadini, ma però sì, è un sicuramente. per cui vi ricordo che era un dovere e tempo fa venivano tolti a chi non andava a votare. Io non voglio arrivare a questo. Per Borgia di Fratelli d'Italia sono le candidature calate dall'alto, i parlamentari fantasma ad allontanare gli elettori. Se tutti fossero eletti con le preferenze, dovrebbero ritornare nel proprio territorio, dovrebbero portare risultati, dovrebbero confrontarsi con la gente, dovrebbero, come fanno gli amministratori locali, noi dobbiamo stare in mezzo alla gente, questo dobbiamo fare. Paulin è comunque determinato a portare avanti l'istanza. La farò ai miei parlamentari, io la sto scrivendo e dopo la propongo, logico che passerà il vaglio. La mia allora è nata come provocazione per cercare di smuovere un po' e chiedere anche al cittadino di farsi parte attiva. Mentre da una parte si dice che l'economia si sta riprendendo, che insomma l'Italia rispetto ad altri paesi sta andando molto meglio, ci sono dati preoccupanti invece anche per il nostro territorio. C'è un report sul mercato del lavoro della CGIL che parla di retribuzioni bassissime e di una grossa discriminazione di queste retribuzioni tra uomini e donne. Vediamo. Demografia, mercato del lavoro e retribuzioni in Veneto. Il rapporto annuale di IRES, presentato nella sede regionale della CGIL a Mestre, disegna un quadro in chiaroscuro, a partire dal processo di invecchiamento della popolazione che colpisce anche il mondo del lavoro. Abbiamo poi l'altro dato che emerge, che il lavoro in Veneto c'è sicuramente, ma che le assunzioni sono per lo più precarie, e questo rappresenta un tema di problematica per le persone che vengono inserite con questa tipologia contrattuale, per la prospettiva di vita futura. Il lavoro è precario ma c'è. Negli ultimi anni i tassi di occupazione nazionale sono sempre inferiori di circa 7 punti percentuali rispetto al Veneto. C'è poi il fatto che rimane una grossa differenza di stipendio tra uomo e donna, del 29% nella retribuzione media annua, dovuto solo in parte alla maggiore presenza di contratti part-time tra le lavoratrici. Tra i full-time la differenza della retribuzione media annua tra uomo e donna è del 16%, 5.500 euro. Una grande differenza di genere importante in tutti gli ambiti lavorativi e in tutte le tipologie di assunzioni. Chiaramente questo dato si accentua rispetto a chi è assunto in maniera precaria. Abbiamo anche in Veneto migliaia di lavoratori che sono assunti in maniera precaria, che sono sotto i 10.000 euro di reddito, e che un reddito che di fatto è sotto la soglia di povertà. Centro Marca Banca mette a disposizione delle imprese dell'artigianato e del commercio 20 milioni, un plafond da 20 milioni a supporto degli investimenti per la transizione digitale e green. Dal territorio trevigiano un aiuto alle sue imprese, un sostegno alle aziende del commercio e dell'artigianato arriva da Centro Marca Banca, che mette a disposizione un plafond da 20 milioni di euro. Il budget è riservato alle aziende che accederanno ai finanziamenti agevolati previsti dalla Regione del Veneto attraverso il Fondo Veneto Competitività. Una misura presentata questa mattina presso la sede del gruppo, che si pone così come organo di mediazione e consulenza per l'accesso agli strumenti pubblici. Risposte veloci ad aziende che vogliono investire sulla sostenibilità e l'innovazione, fino a 500.000 euro, fino a 84 mesi di investimento. Credo che il modo migliore per essere vicino alle nostre imprese sia dare loro la possibilità di investire in questi settori. Le nostre aziende vanno supportate nell'innovazione, che è obbligatoria perché non ci si può tirare indietro, ma sostanzialmente hanno bisogno di essere supportate in tutte quelle che sono le attività dell'informazione. I criteri ESG, i criteri EBALUM sono situazioni che sentiamo qualche volta parlare, ma sono già nel nostro mondo. La sostenibilità non è solo una questione di etica, una questione di sensibilità, ma è anche oggi un obiettivo a livello normativo, e le banche dovranno tra poco valutare le aziende, i propri clienti, non solo dal punto di vista del rating finanziario, ma anche secondo il grado di sostenibilità, e le aziende meno sostenibili avranno difficoltà di accesso al credito a costi elevatissimi, quindi non possiamo lasciare indietro nessuno. Digitalizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico, le frontiere più vicine.
Fine. Un treno che le nostre aziende non possono perdere, ne è convinto Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Marca Trevigiana. Pensiamo per un attimo al tema del passaggio generazionale, quanto in difficoltà possono essere oggi le nostre aziende. I giovani oggi, i stessi figli, molte volte non vedono interessante l'azienda del padre. Perché? Perché magari è gestita come magari non gli piacciono a loro, quindi è assolutamente importante che ci siano dei fondi speciali che diano la possibilità a questi giovani di poter interagire e quindi prendere in mano le redini dell'azienda dei genitori. L'iniziativa in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali dell'artigianato e del commercio e con i rispettivi consorzi di garanzia Fidi. Servizio di Anna De Roberto, andiamo a Malcontenta dove continua la protesta del Comitato Tutela Salute Ambiente per il mancato spostamento dei serbatoi della San Marco Petroli. Siamo stanchi di essere presi in giro come cittadini e soprattutto perché non si rispettano gli accordi presi anni fa e abbiamo fatto ricorso alle deliberazioni del Consiglio Comunale. I residenti di Malcontenta, membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente, non mollano. Per questo hanno presentato il ricorso al TAR contro la delibera della modifica al piano degli interventi che non prevede più il trasferimento dei serbatoi della San Marco Petroli, dichiarato però pericoloso dalla prefettura e nella lista degli 8 impianti a rischio incidente rilevante. Ha 28 serbatoi di combustibile con una capacità complessiva di circa 1.300.000 litri di combustibile altamente infiammabile, che rappresenta una minaccia costante perché siamo a 150 metri dall'abitato e nonostante questo non rispettano gli accordi che l'accordo precedente fatto dall'accordo programma del Vallone di Moranzani prevedeva il trasferimento a 1 chilometro da qua vicino al canale Sud. Con questa deliberazione dei comuni di Venezia la San Marco Petroli rimane al suo posto. Procedure evidenziano che non rispetta le normative di PAT e legge Seveso. Il silenzio di questi soggetti è eloquente. Hanno disdettato anche una commissione qui a Malcontenta organizzata per lunedì prossimo sul tema del benzene, altra questione rilevante su cui ci stiamo spendendo, e c'è da dire che non solo questo, ma su tanti altri temi sarebbe da aprire un libro qua a Malcontenta. Aspettiamo il sindaco, aspettiamo gli enti competenti, aspettiamo la regione che indicano e organizzino un'assemblea pubblica nel quale ci vengano a spiegare i perché di tante questioni che sono ancora calde. La sostenibilità è una speranza. A questo punto, proprio a causa delle decisioni prese recentemente dalla nostra amministrazione comunale, questa speranza si va allontanando e dire che Venezia è città capitale della sostenibilità. Servizio di Ilaria Marchiori, ancora 2 minuti di pubblicità e poi torniamo. A partire da domani a Treviso un fitto calendario di appuntamenti nei giardini di Sant'Andrea. Dobbiamo restituire a questo luogo dignità e rispetto e lo facciamo attraverso la cultura. Treviso si appresta a celebrare la rinascita di uno dei suoi luoghi più emblematici, i giardini di Sant'Andrea, grazie al progetto in luce a partire dal 21 giugno. Non più luogo di degrado, ma luogo di cultura, luogo di inclusione, luogo di confronto e luogo di crescita all'insegna dei giovani, dell'arte contemporanea. Oggi partiamo con un progetto che durerà 30 giorni, l'obiettivo è quello di prolungarlo, già dall'estate prossima sarà tutta l'estate, ma l'obiettivo è che diventi un luogo permanente di cultura, 365 giorni all'anno. Il Cuore Verde di Treviso si prepara a lasciarsi alle spalle un passato di degrado e insicurezza. Il progetto, guidato dalla direzione artistica di Giulia Abate, punta a riscoprire e valorizzare il potenziale di un'area che sembrava dimenticata, facendo dell'arte il motore di un cambiamento profondo. Una varietà di offerte, perché dal picnic ai laboratori d'arte, ai talk, al fine che appunto il turista e il cittadino possa fruire di questo luogo in maniera anche diversa e avvicinarsi di più all'arte.
Per un intero mese i visitatori potranno immergersi in un fitto programma di eventi e attività in plein air. Installazioni artistiche, performance musicali e recital poetici animeranno questo spazio, trasformandolo in un vero e proprio salotto culturale a cielo aperto. Tra le novità più intriganti spiccano il telefono del vento, una cabina telefonica per confidare segreti e desideri. Entra nel cuore e chiudi la porta. C'è del disordine, ma non importa. Il posto è bello, solo un po' scuro, ma se fai luce staremo al sicuro. E una panchina bianca che invita i passanti a lasciare un segno del loro passaggio. Questo spazio verde si trasformerà in un moderno centro di cultura e socialità. Street art, urban art, interviste con importanti artisti, espressioni culturali più varie. Da qui può iniziare veramente un ragionamento di recupero di tanti aspetti, ma soprattutto di attenzione verso l'arte contemporanea. E questa era Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura del Comune di Treviso. Chiudiamo con la Città della Speranza. Una ricerca della Fondazione ha vinto un premio istituito dalla Camera di Commercio di Milano sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Umanizzare le cure e personalizzarle, questi i due temi principali per la Fondazione Città della Speranza, che guidano la ricerca dei piccoli malati. La chiave di lettura di tutta la ricerca è la ricerca traslazionale, quindi quella ricerca che va direttamente al letto del bambino, quindi il bambino è il centro del nostro mondo, tutto si fa perché il bambino possa diventare grande. Tra i percorsi per umanizzare le cure c'è anche il progetto che prevede l'utilizzo nel reparto di oncoematologia pediatrica di animali, nello specifico di cani, interventi assistiti, pensati e realizzati in collaborazione con l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è quello di integrare il servizio di interventi assistiti con il cane, in particolare in questo caso stiamo parlando di una attività assistita nell'ambito del programma di umanizzazione delle cure previsto dalla unità operativa complessa della professoressa Biffi, oncoematologia pediatrica dell'azienda Ospedale Università di Padova. Ma Città della Speranza è anche ricerca personalizzata, appunto, come quella premiata dalla Camera di Commercio di Milano, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per i pazienti pediatrici affetti da linfomi gravi. Quello che ci proponiamo di fare è poter analizzare una quantità di dati genetici, clinici, molecolari per ogni paziente grazie appunto a degli algoritmi utilizzati e previsti dall'intelligenza artificiale e arrivare quindi poi ad una terapia che possa arrivare a prevedere il rischio di tossicità di un determinato trattamento e anche il rischio di ricaduta del bambino affetto da queste patologie. Una grossa mano alla Fondazione Città della Speranza viene dal 5 per 1000 che dalle scorse dichiarazioni dei redditi ha incassato più di 2 milioni di euro. Lo dobbiamo a chi ogni giorno pensa di dedicare i suoi fondi, il suo sostegno alla ricerca, che negli anni ci ha permesso di arrivare, come l'ultima dichiarazione redditi, a 2.169.000 euro e sono 61.000 poco più le firme. Allora, concentrate fondamentalmente in Veneto, quindi nelle nostre città più vicine, quindi Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Venezia, ma con la motivazione che ormai si sa che si fa diagnostica avanzata a livello nazionale qui per tutti i bambini colpiti da patologie oncologiche, ci stiamo allargando a livello nazionale. Domani la manifestazione indetta dalla Lega a Montecchio Maggiore alle 19 era stata indetta per rispondere all'opposizione che è scesa in piazza ieri contro l'autonomia. Ovviamente sarà a sostegno dell'autonomia, ma anche per festeggiare il DDL Calderoli che è diventato legge. C'è però polemica tra i candidati che proprio a Montecchio Maggiore andranno al ballottaggio. Si infiamma la polemica a pochi giorni dal voto che decreterà il nome del nuovo sindaco di Montecchio Maggiore.
Critico il candidato civico Silvio Parise sulla manifestazione per la riforma sull'autonomia differenziata approvata alla Camera dopo una lunga maratona notturna. Manifestazione regionale organizzata dalla Lega a Montecchio venerdì 21, cioè a poche ore dal voto per il ballottaggio. L'autonomia è una cosa sacra. Per noi veneti sacra. Io ho votato l'autonomia, è una cosa che ho nel cuore e non deve essere strumentalizzata solo ed esclusivamente da un partito. Se questo partito all'inizio l'ha proposto, ma è stato condiviso al 99% di tutti i veneti. Oggi non possiamo fare di questo una bandiera di partito. A stretto giro la replica di Milena Cecchetto, candidata sostenuta dal centrodestra. L'autonomia è l'autonomia di tutti i veneti, di tutti i vicentini, di tutti i montecchiani che l'hanno votata. Siamo felici di poterla ospitare l'evento a Montecchio Maggiore, ma ripetiamo, è una festa per tutti. Un rush finale con punti chiave in agenda che spaziano dall'attenzione ai giovani, alla sanità, alle manutenzioni, alla viabilità. La viabilità, che è una cosa che qua a Montecchio è molto sentita, perché con le infrastrutture che vengono a interferire quello che era la viabilità ordinaria nostra pedemontana, piuttosto che il nuovo casello della 4 che il 25 viene aperto, o la costruenda alta velocità. Noi abbiamo un sacco di manutenzioni da fare perché i cittadini in queste settimane ci hanno detto che Montecchio bisogna riprenderla in mano, quindi tantissime manutenzioni da fare. Poi abbiamo i grandissimi temi, abbiamo l'ospedale che sta andando avanti, quindi bisognerà riportare tutti i reparti a Montecchio Maggiore perché l'ospedale sarà un ospedale completo. Il 25 di giugno inauguriamo il casello, quindi abbiamo tutta la viabilità di Montecchio Maggiore da nord a sud da rivedere. Parleremo ancora stasera a Focus, grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Renato Cappoia e Italo Morao in regia e ci vediamo stasera, buona giornata.